Buongiorno a tutti, sono Roberto Puddu della Remax Mistral di Cagliari. Oggi siamo a Quartucciu e quella che vi sto per presentare, siamo appunto all'interno dall'ingresso, è una capitanese. Una capitanese a cui è stato aggiunto un secondo livello di comunque recente costruzione, quindi praticamente abbiamo una capitanese bilivelli. È una capitanese molto ampia, con un cortile interno molto ampio che tra poco vi farò vedere, ed ha accesso su strada. Siamo praticamente in prossimità della via nazionale, strada chiaramente centrale di Quartucciu. La particolarità è che abbiamo due accessi, ok? Questo è l'accesso pedonale direttamente da Portoncino su strada e a fianco, adiacente, abbiamo l'accesso carrabile. Abbiamo infatti a disposizione un box auto. Iniziamo appunto proprio dal box auto, ipotizzando che voi magari arrivate con la macchina e avete la possibilità, ve lo faccio vedere, adiacente, in questo momento è addirittura aperta, serranda su direttamente da strada e si può entrare all'interno di questo spazio adibito e appunto accatastato come box auto. Ritornando sull'immobile potete vedere la lunghezza di quella che è la parte, diciamo, interna della capitanese. Da questa parte si esce poi sul cortile, lì ci sono le scale per salire su al primo piano e poi prosegue per tutta la lunghezza del cortile. Ma prima di iniziare la camminata all'interno della capitanese vi faccio subito vedere, subito sulla destra abbiamo un antibagno e un bagno. Bagno comunque completo, bagno finestrato che si affaccia appunto sul cortile. Così possiamo vedere anche la situazione, insomma, di affaccio, dove abbiamo lavello, vasca, WC e bidet. Ritorniamo sul disimpegno, diciamo, centrale. Prima di farvi vedere le altre camere, in quanto abbiamo due camere cieche qua sulla sinistra, entriamo sul cortile e facciamo pure una camminata all'aperto. Ok, sul cortile chiaramente si affacciano tutti gli altri vani con portafinestra, finestra, due aiuole centrali e da questa parte esce la portafinestra, quindi abbiamo un'altra uscita, addirittura da questa parte abbiamo i locali cucina. Quello che vi volevo far vedere è che chiaramente alla fine del cortile abbiamo un altro vano, da questa parte abbiamo l'antica cucina col forno, quella che chiaramente nella capitanese era il cuore pulsante della produzione, insomma del pane, e via dicendo. Abbiamo diversi metri quadri, ripeto, adibiti a cucina rustica. Da questa parte invece entriamo in una parte interna del cortile, è un altro piccolo cortiletto dove si affaccia sia la cucina rustica di cui parlavamo poc'anzi, e da questa parte abbiamo un locale che è simpaticamente piccolo, adibito a zona lavanderia, un locale di postiglio per intenderci. Da questa parte invece vedremo successivamente dall'interno della capitanese si affacciano il tinello, insomma la zona dove possiamo posizionare il tavolo della cucina, e qui proprio il vero e proprio cucinotto. Rientriamo all'interno della capitanese e proseguiamo le visite degli ambienti interni. Prima di rientrare all'interno vorrei farvi vedere il primo piano. Da questa parte vediamo il primo piano dove si affaccia un vero e proprio appartamento praticamente indipendente con 3 vani utili più il bagno. Ok. La prima delle due camere cieche. Rimbombò, abbiamo diversi metri quadri in modo da contenere una camera. Altra camera di definizione cieca ma con una luce vedute sulla proprietà adiacente. Da questa parte piccolo ripostiglio nel sottoscala e qui vedremo successivamente l'accesso al piano di sopra dove appunto c'è la terrazza a livello e l'altro appartamento. Altra camera che si affaccia su quelle che sono le vetrate del disimpegno, altri metri quadri. E qui entriamo nel disimpegno chiuso che accede a quello che può essere appunto definita la zona giorno, per intenderci. Ampia zona giorno a disposizione, ampiamente finestrata, chiaramente come il disimpegno che abbiamo percorso poc'anzi sul cortile. Abbiamo appunto una pianta di nespola
che sicuramente genererà dei frutti non da poco interessanti. Da questa parte il tinello con porta finestra che accede sempre sul cortile che abbiamo visto prima, e di qua si accede al cucinotto. Qui solo un cuoco può capire l'utilità di un cucinotto separato dal tinello. Ora ritorniamo sull'androne principale per andare a vedere sul primo piano. Ok, siamo in prossimità del primo piano, da questa parte si accede, adesso vedremo la terrazza a livello, e da questa parte si entra nell'appartamento indipendente di cui vi parlavo al primo piano. Vediamoci subito la terrazza. Terrazza abbastanza ampia sui tetti di quartuccio, abbiamo chiaramente diversi metri quadri a disposizione, possiamo vedere l'affaccio anche sul cortile interno di proprietà, e da questa parte abbiamo anche la possibilità di avere un ulteriore disimpegno ripostiglio a disposizione. Di qua rientriamo dentro ed entriamo nell'appartamento. Una ulteriore edificazione con tanto di certificazione di concessione edilizia accede a questo disimpegno lungo che segue praticamente parallelamente la struttura al piano di sotto, e abbiamo un primo vano adibito a soggiorno. Da questa parte bagno completo, doccia vasca, sanitari, bidet, WC e lavello, e da questa parte due vani, due camere che possono essere utilizzate chiaramente come camera singola, e da questa parte la più grande camera matrimoniale. È un appartamento all'interno della Campidanese, quasi come se fossero due unità immobiliari separate, divise solamente da una rampa di scale. Ora ritorniamo giù all'interno, diciamo, del cuore della Campidanese per ricapitolare i saluti finali. Dal piano terra della Campidanese, dall'ampio cortile, io vi voglio ricordare che quella che avete appena visto è una Campidanese, siamo nel comune di Quartuccio, siamo praticamente a fianco alla strada principale, alla via nazionale. Vi presentiamo un'ampia Campidanese distribuita su due livelli con ampi spazi per poter generare sia dei vani, sia delle camere, sia dei ripostigli. Il prezzo potrebbe essere interessante, magari per voi che avete appunto nel cuore la struttura delle Campidanesi, oppure che cercate una casa veramente ampia o un immobile da suddividere. Io vi invito appunto a seguirmi nelle mie pagine professionali, Roberto Puddo, agente immobiliare, sia YouTube che Facebook, e seguitemi perché queste informazioni, questo immobile potrebbe essere il vostro prossimo immobile. Posso vendere anche la tua.